Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Si sono conclusi gli incontri e i lavori d'arte e culture delle tappe di Bosa, Magomadas, Sagama e Modolo, che già la direzione artistica del Festival della Planargia è impegnata per le prossime date dedicate a Flussio e Montresta. Sarà l'autunno a chiudere il programma del progetto 2023 Non fermiamo la tradizione, dedicato alla persistenza della memoria. Secondo le idee artistiche dirette da Ambra Pintore, supportate dai creatori Roberta Locci e Roberto Scala, nell'ambito delle attività curate per l'associazione Istranzos de Domo. L'Unione dei Comuni della Planargia ne ha sposato intenti e supportato la realizzazione dei 9 eventi che dall'estate all'inverno animeranno Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Suni, Tinnura, Tresnurages. Sono stati appuntamenti densi di emozioni, di ricordi, di musica che hanno trasformato le piccole comunità planargine coinvolte in laboratori di pensieri e arti, brulicanti di artisti che non hanno fatto a meno di invidiarne la vita. I programmi sono stati unici e appositamente pensati per la comunità ospitante, tutti con un denominatore comune: l'incontro, il confronto, l'armonia di una vita e di un lavoro che deve svolgersi all'unisono tanto quanto le parole e note cantate che hanno risuonato nelle chiese, nei vicoli, nelle piazze dei borghi coinvolti. Parole di unione e di promesse e di intenti legati a un lavoro di comunità hanno risuonato come motivo ricorrente in tutti gli artisti ed esperti appositamente chiamati ad esprimersi in Planargia. Per crescere ed essere realmente concorrenziali nella globalità del mondo e delle proposte turistiche, ciascuno abitante delle singole comunità deve imparare a considerarsi cittadino di Planargia, non solo della comunità di residenza. Solo questo cambio di prospettiva potrà rendere i borghi che popolano le valli soleate del Temo e quelli che ammirano i lussureggianti tramonti sul mar Mediterraneo potranno essere realmente fonti e trasformare la lontananza che sfiora l'isolamento di un territorio un punto di forza. Bisogna lavorare su servizi e trasporti, sulla costruzione di una coscienza identitaria di territorio che sappia superare le microstoriche divisioni per costruire le basi di un presente e futuro dignitoso per la qualità della vita, pago di lavori che sanno attrarre abitanti e non costringere nessuno ad andare via in cerca di fortuna. Con questo spirito d'amore per una terra che tutti gli artisti hanno sentito natia, Ambra Pintore ha ricamato i raffinati intrecci che restituiscono all'arte e alla cultura quel ruolo centrale di educazione dei cuori, di evoluzioni delle menti e di proiezioni verso uno spirito civile più consapevole e maturo, che solo il bello delle cose fatte con studiata maestria hanno il potere di fare. Il festival aderisce all'iniziativa No Woman No Panel, contro ogni discriminazione di genere e contro la violenza sulle donne. L'Unione dei Comuni della Planargia ha inteso promuovere questo evento itinerante lungo il territorio geografico piccolo ma antico della Sardegna per crearsi un'identità. Il nostro obiettivo qual è?
promuovere il nostro territorio attraverso questo binomio di arte e cultura che consentirà di unire il nostro territorio. Politicamente per anni siamo stati divisi, ci hanno diviso alcune leggi, adesso ci siamo riunificati e intendiamo attraverso l'arte e la cultura del nostro territorio, della nostra Planargia, camminare e andare avanti, trovare una nostra identità. Vogliamo distinguerci rispetto ad altre eventi e manifestazioni. Questa è la terra di mia nonna e di mio nonno, tutto il mio parentado da parte di padre, e ho pensato che in questo luogo, qui in Planargia, ci fosse bisogno che arte e cultura venissero nuovamente riscoperte e che si potesse seminare e raccogliere ripartendo dalle comunità, ecco, non impiantando dall'esterno, ma partendo dall'interno. Questa è l'idea di un percorso letterario, di un percorso musicale, culturale, che vorrebbe attraverso cultura e arte rigenerare una comunità, e per comunità intendo un'unione di 9 comuni. Un percorso ardito, qualcuno l'ha definito coraggioso, ma d'altronde senza il coraggio non si arriva da nessuna parte, e io penso davvero che arte e cultura ci salvino la vita, quindi ne vale la pena. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime
Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Valerio, buonasera. Siamo in una delle opere storiche, non solo della medicina ma dell'intera città di Cagliari, l'ospedale San Giovanni di Dio, progettato da un architetto, Gaetano Cima, che in quei momenti era balzato alla ribalta delle cronache nazionali. Siamo qui per parlare di medicina e ne parliamo con Gavino Fa, professore emerito appena nominato dal Ministro della Ricerca e dell'Università proprio nei giorni scorsi, quindi una conquista che non è solo individuale e ci congratuliamo col professore, ma è anche quella di una scuola, la scuola di medicina e chirurgia della facoltà appunto dell'Università di Cagliari, che il professor Fa ha anche presieduto. Professore, qual è la soddisfazione? Beh, una bella soddisfazione. Quando il rettore mi ha dato la lettera, mi ha consegnato la lettera del ministro, è stata un po', diciamo, la ciliegina sulla fine di una carriera che sono un po' tutti, diciamo, a cui tutti un po' ambiscono. È stata una bella soddisfazione, sono contento per me, per la mia facoltà e anche per la mia università. Lei è arrivato qui nel 1975, subentrato non subito, ma è subentrato al professor Montaldo, che guidava la scuola e ha guidato l'Istituto di Anatomia Patologica per quasi 30 anni, un record. Che ricordi ha? Beh, nel 1975 ero un giovane studente della facoltà di medicina, il professor Frongia era appena arrivato, aveva preso la direzione, io ero allievo interno, così, e insomma vi dirò, questo ospedale sembrava enorme, grande, era l'ospedale tra l'altro nel quale aveva lavorato mio padre, quindi insomma molta emozione. Poi piano piano si entra, si lavora e sono entrato nel meccanismo, ho avuto un direttore molto bravo, Virgilio Costa, il quale mi ha aiutato moltissimo nella carriera accademica e piano piano insomma l'ho sentito come casa mia, ecco, dico la verità. Anche adesso entrando qua nell'Androne dopo tanti anni è un po' come essere a casa. Professor Virgilio Costa, al quale lei da preside di medicina ha dedicato anche un'aula magna qui all'istituto che è adiacente al San Giovanni di Dio, ma anche c'è stato il rischio di perderla, professore, perché lei stava per andare in Belgio. Cosa è successo a Lovanio? Ma nell'86-87 sono andato nell'89 poi a Lovanio per fare un periodo di apprendistato molto importante. Da professor Desmet era il più bravo epatologo al mondo e un anno dopo mi chiama, era a Roma, mi chiama, dice devo fare una relazione, vieni. Strano perché il professore non chiamava mai e dopo la relazione siamo andati fuori a prendere qualcosa da mangiare e fa Gavino c'è un posto a Lovanio, verresti? Io guardate mi è mancato il terreno sotto i piedi perché allora l'Università Cattolica di Lovanio era veramente il centro del mondo per un ricercatore e là ho dovuto mettere insomma
sul piatto tante cose. Una era questa, che il professor Costa aveva contato su di me, insomma mi sarei sentito un pochettino un traditore, ecco, andarmene via, star bene lì, e ho deciso di star qua, poi è stata una bella decisione. Un mio allievo, Giuseppe Floris, al quale sono legato, tanti anni dopo ha seguito su mia indicazione questa via e adesso è professore associato proprio in anatomia patologica a Lovano. Quindi ecco, le storie mai dire mai, ecco, io in quel momento ho detto di no e non me ne sono pentito, perché poi ho tenuto dei bei rapporti col professore, con Lovanio, con i suoi allievi che continuano ancora adesso, quindi è andata bene così. Lei è stato anche presidente del collegio dei professori ordinari in Italia e poi qui a Cagliari è comunque stato per 2 mandati preside della facoltà di medicina. Adesso quale può essere il bilancio di quel periodo? Poi arriviamo all'attualità. Beh, è un bilancio insomma molto complesso. Presiedere tutti i professori di anatomia patologica ordinaria di tutta Italia è stata un'impresa che forse adesso non mi sentirei neanche di fare, ci vuole anche un po' di incoscienza per affrontare questo. Però ho gestito un bel periodo, ho avuto una grande esperienza, ecco, trattare con tutti i più bravi, moltissimi, molto più bravi di me, chiariamo le cose, però avere contatti con loro, entrare nel mondo generale, un po' dell'anatomia patologica, anche io andavo a rappresentare l'anatomia patologica dal ministro, ecco, quindi un salto in avanti, un progresso sicuramente importante nella formazione della persona. Devo ringraziare sempre i miei colleghi che mi hanno votato ad una carica alla quale non avrei mai pensato di poter ambire. Ecco. E da preside qual è il ricordo più caldo? La giornata scientifica, mi ero inventato, non so da dove venisse, dicevo il problema grosso alla facoltà di medicina è che ci sono tante brave persone ma nessuno sa che cosa fa il collega della porta a fianco. Avevamo più contatti casomai con colleghi belgi, con colleghi americani, con colleghi inglesi che con i colleghi della porta a fianco. Allora cosa mi sono inventato? Questa giornata della ricerca scientifica. Ho chiesto a tutti i colleghi, ognuno di voi porti in un poster, in un cartellone il suo progetto principale, queste cose. All'inizio grande scetticismo, sembrava una scemenza, poi quando ho visto Monserrato invaso l'ultima giornata di ricerca da 300 poster con tutti i professori ordinari, gli associati, i ragazzi, i giovani, gli studenti che presentavano le loro ricerche eccetera e i colleghi che andavano a vedere, ma guarda un po', ma questo fa questa metodica che io pensavo si facesse solo negli Stati Uniti, invece si fa qui a Cagliari. Ecco, quello è stato proprio un bel ricordo che ho ancora, che mantengo di quella facoltà. E invece sempre del periodo della presidenza ha un rammarico, un progetto che stava per realizzarsi ma poi dopo non è andato in porto. Dico la verità, il mio grande rammarico era questo. Io ho sempre pensato che la facoltà di medicina dovesse stare dentro Cagliari, che gli studenti dovessero stare a Cagliari. Quando ho visto questa migrazione verso Monserrato, che pure è un campus bellissimo, però io ho un po' sofferto e il mio grande progetto, avevo portato avanti insieme a Antonello Tramontino, un grande architetto, era quello di trasformare Castello nella nostra facoltà, nella nostra università e purtroppo quel progetto non è andato a buon fine, ma va bene. Allora, lei è conosciuto per essere un appassionato dei Dire Straits, della musica che ha un po' di qualità, che riporta ai campus anglosassoni ma anche statunitensi. È conosciuto anche per avere una passione per le auto piccole, per le utilitarie, ed è conosciuto anche perché ha fatto sempre squadra. Quali sono stati i compagni di cordata che ha piacere di ricordare in questi ultimi 30 anni? Allora, i Dire Straits sicuramente molto importanti, vi racconto adesso una cosa per cui gli studenti mi hanno tanto preso in giro. C'è in inglese l'Organizzazione Mondiale della Sanità, si dice World Health Organization ed è WHO. Certe volte gli studenti leggendo questa cosa mi raccontavano agli esami perché secondo gli U, no, ho detto gli U, io ero in gli U sono un complesso degli anni 60 e 70, chiedi ai tuoi genitori
attori chi sono. Ecco, quindi la musica un po' è stata sempre molto importante per me. Dire Straits mi permetto di ricordare che hanno fatto, diciamo, da complesso presentatore di Bob Dylan, quindi insomma è roba veramente importante, sono la storia della musica, e la musica io l'ho sempre tenuta un po' intrecciata con la medicina, sono due forme di arte. Anche la medicina, poca precisione ma moltissima presentazione del singolo paziente. Il bravo medico deve guardare il paziente come una persona, come un'entità singola, non come una malattia. Ecco, in questo c'è molta arte, e la breve esperienza che ho avuto da ragazzino in un complesso, in una piccola band degli anni 60, quelli che si formavano a 15 anni allora, è stata molto importante. Mi ha aiutato una cosa, ad affrontare il pubblico, a non aver paura di parlare in pubblico. Il primo giorno che ho suonato, me lo ricordo ancora, un terrore, e poi piano piano si supera e anche queste cose restano. Per quanto riguarda la band, i collaboratori, sono stati tanti, e continua la band, sai, e si forma, si riforma. Ho collaborato con tanti colleghi, tutte bellissime collaborazioni. Adesso in questo momento una molto importante col professor Luca Sava, l'attuale preside della facoltà di medicina, un bravissimo radiologo che mi ha condotto all'interno del mondo dell'aterosclerosi a studiare questa malattia che è la prima causa di morte nel mondo purtroppo, e veramente si è formata una nuova band che ancora continua a suonare. Ecco, per stare al recentissimo passato, col professor Sava avevate lavorato anche a uno studio che collegava il Covid, i malati che avessero contratto il Covid a patologie che fossero di altro genere. Ce lo può spiegare? Ma si è partiti da un dato epidemiologico. Nelle zone nel quale il Covid è stato più importante, più devastante, soprattutto in Lombardia, si è notato epidemiologicamente un aumento dei casi di infarto e in genere di cardiopatia, come se questa aterosclerosi, che è una malattia cronica che valentemente fosse stata accelerata da questo virus. Cioè il virus si è inserito e ha aggravato tutto e ha fatto precipitare certe situazioni, casomai in equilibrio, instabile. E allora su questi ragionamenti abbiamo fatto un articolo che ha avuto risonanza nazionale, anche internazionale, una piccola cosa all'interno di un progetto veramente molto importante. Da poco c'è stato un congresso qui a Cagliari, all'Hotel Regina Margherita, dove sono arrivati gli specialisti di tutto il mondo, sia per quanto riguarda le complicanze cardiache, cardiologiche che neurologiche. L'aterosclerosi causa l'ictus quando colpisce le arterie carotidi e quando colpisce la coronare, l'infarto del miocardio. E quindi questo è un campo veramente fantastico nel quale mi piacerebbe continuare a suonare se riesco nei prossimi anni e dare il mio contributo. Qual è il consiglio a un giovane studente di medicina e successivamente a un giovane ricercatore? Passione, resistenza, testardaggine, mai guardarsi indietro. Do un consiglio a quello che mi dava il professor Costa: fai come cavalli, mettiti un paraocchi, non guardare a destra e a sinistra, non fare paragoni, ma mettiti un obiettivo e guarda solo la strada davanti a te. In questo modo si può raggiungere qualsiasi risultato. Se non si riesce qua, è giusto anche andare fuori, fare delle esperienze all'estero o in Italia. Abbiamo grandi istituti, perché il confronto può aprire la mente e anche dare delle conoscenze che poi servono nella progressione. Chiudiamo con una, non la chiamo pagella perché sarebbe complicato, con un'analisi rapida di quella che è la situazione della sanità adesso in Sardegna. Lei cosa ne pensa? Da cittadino ancora prima che da medico. L'altro giorno mi è stata data una notizia, la do anche voi. Pare che ci sia un endoscopista che ha messo giù un giuria privata e chiede 1.000 euro per una coloscopia. E pare che molte persone vadano lì a fare questa coloscopia perché non riescono ad avere un appuntamento nel pubblico in tempi decenti. Ecco, queste sono le cose che credo l'assessore alla sanità dovrebbe mettere a fuoco. Perché le persone sono sempre più costrette ad andare in privato?
La sanità pubblica nostra, il nostro sistema sanitario nazionale è un gioiello, è una cosa della quale la nazione Italia può vantarsi in tutto il mondo. Perché far rovinare questo gioiello? Questa è una domanda che mi pongo. Chiudiamo con un sorriso. Professore emerito, le congratulazioni del Ministro Anna Maria Bernini, quelle del mondo accademico, oltre all'augurio di continuare a fare ricerca, magari a Monserrato. Qual è il suo auspicio? Ma dopo i 70 anni uno deve avere un unico auspicio, che la salute mi assista e assista i miei cari e che mi faccia vivere bene gli ultimi anni. La ricerca e le altre cose sono, diciamo, delle cose ancillari, delle cose in più che spero che se le mie capacità cognitive verranno mantenute, ecco, possa continuare. Tutto questo sempre con i Dire Straits per sottofondo? Assolutamente, Mark Knopfler, ho tutto, ho tutti i long playing che sono usciti, ho i CD, ho anche delle cassette, quelli di Dire Straits, ha ragione, è una bella cosa che soprattutto in momenti di malumore può aiutare moltissimo. Bocca al lupo, professore. Grazie, grazie a voi di tutto. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte, miele, ciocco-fette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Noi camminiamo in Sardegna e questo è il claim, il contenuto e il valore di queste giornate che vedono protagoniste 15 itinerari sull'isola, 15 percorsi con migliaia di pellegrini che affrontano i percorsi dei santi, affrontano quei percorsi che poi diventano i percorsi della vita comune, come qui a Gestori, dove vi abbiamo mostrato il percorso di Fra Nicola, Beato Fra Nicola, che racchiude quello che era il suo valore umano e
quello ecclesiastico. In tutto questo il corollario ci permette di vivere un percorso di 14 km che nei prossimi giorni ci porterà a Genoni, sulla Giara e poi a Laconi, dove ci sarà un altro percorso, quello di Sant'Ignazio. La Giara al centro, il crocevia di quello che è la Marmilla, il Sarcidano e la Trecenta. Abbiamo visto già i percorsi, nei prossimi interventi vedremo il valore, vedremo l'identità, ma soprattutto il passo lento che ci permette di vivere questo tipo di turismo, fortemente voluto dalla regione Sardegna con l'assessorato al turismo e fortemente voluto dalle comunità che stanno dando collaborazione fra le Proloco e soprattutto fra le amministrazioni pubbliche. E allora adesso andiamo a sentire Cinzia Medda che ci descriverà il percorso fatto di oggi come giornata iniziale e poi diamo la linea alla regia e continuate a seguirci e vi mostreremo questo percorso a passo lento ma con una grande identità e una grande volontà di far vivere la nostra Sardegna con tutto il corollario che è previsto in questi tipi di eventi. Come vi abbiamo anticipato prima con le immagini del nostro Antonio Carta, abbiamo visto il percorso dei pellegrini e l'abbiamo visto che come capofila c'era Cinzia Medda, che è una guida turistica di questi percorsi, e ci facciamo descrivere proprio da lei questa prima giornata iniziale qui a Gesturi, che poi nei prossimi giorni ci porterà a Genoni e a Laconi. Sì, infatti l'itinerario parte proprio dal centro storico di Gesturi, con le tipiche case campidanesi, bellissimi edifici religiosi, e attraversa l'altopiano della Giara. L'altopiano della Giara che dal punto di vista naturalistico veramente molto interessante, non soltanto ma anche archeologico per la presenza di un importante porto nuraghe che è il Gonfumado qui, e fino ad arrivare all'ingresso della Giara di Genoni. Arrivati a Genoni, qui visiteremo alcuni siti veramente di importanza scientifica, come il sito del Guiduro, che testimonia proprio la presenza del mare e che ci porta a scoprire una Giara che è una Giara vivente, possiamo dire, in tutti i sensi. In tutti i sensi, sì. Si tratta di un sito di importanza comunitaria, sono presenti 350 unità vegetali e poi il famosissimo Cavallino della Giara, che è conosciuto praticamente in tutto il mondo. Cinzia ci descrive le chiese del centro storico di Gesturi, che poi era il percorso di Fra Nicola, Beato Fra Nicola. Sì, sono i luoghi che Fra Nicola era solito frequentare proprio per pregare. Quindi dalla casa natale in cui è nato nel 1882, da lì siamo partiti con il nostro percorso fino a visitare la chiesa di San Sebastiano, adiacente al cimitero, che risale al 1623, la chiesa di Santa Maria Egiziaca, che invece risale al 1680, la chiesa parrocchiale, che è stata costruita nel 1607, e la chiesa di Santa Barbara, che è la più antica di Gesturi, che risale al 1437. Gesturi, che fa parte di uno dei 15 itinerari del Noi camminiamo in Sardegna, pellegrinaggi, ma soprattutto una modalità, quella di camminare a passo lento, fortemente voluto dalle istituzioni ma anche dalle comunità. Ebbene, dalla casa di Beato Fra Nicola da Gesturi incontriamo il sindaco più giovane della Sardegna e con lui cercheremo di farci spiegare anche quello che si sta vivendo in questi giorni per un evento del genere. Benvenuto sindaco. Benvenuti a voi, benvenuti a Gesturi. È un onore poter cogliere questa opportunità offerta dall'assessorato al turismo della regione Sardegna, sposata dalla Fondazione dei Cammini Francescani di cui facciamo parte, poter ospitare appunto oggi questo cammino, che è un cammino di fede, un cammino di devozione sicuramente, che noi insomma viviamo ancora più forte, viviamo intimamente come comunità, grazie appunto alla figura di Fra Nicola, che è quanto più
unisce tutti i gesturesi. E però sarà anche un cammino, insomma, all'insegna della scoperta del nostro territorio, è un'opportunità importante per raccontare Gesturi, insomma, a tutti coloro i quali verranno qui a camminare. In questo momento ci troviamo nella casa di Beato Fra Nicola, dove tanti pellegrini stanno vedendo quelle che sono l'originalità, ma soprattutto i luoghi dove il Beato Fra Nicola ha vissuto e ha fatto, possiamo dire così, il suo lavoro anche da pellegrino e soprattutto da devoto alla Chiesa. Ma detto questo, una comunità come Gesturi, una comunità giovane che cerca comunque di tenere forte le radici. Sì, come tutte le comunità che hanno l'ambizione di andare lontano, non possiamo dimenticare le nostre radici, che sono profonde e alle quali, insomma, anche l'amministrazione cerca e cercherà di dare continuamente sostanza. La casa di Fra Nicola, la casa natale, è il punto dove nasce un uomo, ma nasce anche una storia importante. Qui nasce la sua fede e da qui parte quel percorso che l'ha portato a diventare una persona importante per tutta la Sardegna e per tutti i devoti che ancora oggi, insomma, vengono a visitare Gesturi per ritrovare qui quelle che sono le sue origini. Un percorso di 14 km che da Gesturi porterà a Laconi, facendo tappa a Genoni, il tutto dominato dalla giara. Sì, questo sicuramente è il nostro elemento più importante. Le bellezze naturalistiche che offre la Giara sono uniche al mondo per i suoi endemismi, per la presenza dei cavallini, per quest'area naturale che non ha eguali in generale, e quindi è l'occasione più bella, più importante per raccontarla a tutti e poterla ancora una volta valorizzare e ancora meglio conoscere. Vediamo la sua serenità e tranquillità, e questo ci fa piacere perché normalmente i periodi storici e non solo, anche quelli politici, sono abbastanza densi e insomma impegnativi. Ma le chiedo, dal suo osservatorio, che non è solo un osservatorio giovanile, per tenere in piedi la forza della tradizione, a parte gli eventi, di cosa c'è bisogno? C'è bisogno prima di tutto di crederci. Ora, sì, lei nota questa mia serenità, ma in realtà dietro c'è tanto stress, tanta a volte preoccupazione, ansia, si spera che sempre tutto vada per il meglio. Ma questo perché? Perché alla base ci deve essere un lavoro dove appunto la comunità si prepara ad accogliere, si prepara a raccontarsi. Questo per poter andare avanti e per poter combattere dei fenomeni annosi, quali quelli dello spopolamento in primo luogo, che appunto colpiscono Gesturi come tutte le altre aree dell'interno, ma che noi, insomma, con entusiasmo e con la volontà e l'ambizione di andare avanti in ogni circostanza, in ogni modo dobbiamo cercare appunto di reagire. Manifestazioni come queste sono l'occasione per coinvolgere tante persone che o per un motivo o per un altro sono chiamati a Gesturi. La fede è un filone importante, fondamentale, che accomuna Gesturi e anche altre comunità del territorio, e per questo crediamo in questa manifestazione e intendiamo portarla avanti. E allora, con queste belle prerogative non ci resta che, dopo avervi dato l'inizio di questo Noi camminiamo in Sardegna, continuiamo a passo lento, a passo televisivo, e insieme al nostro Antonio Carta vi lasciamo a queste immagini. Continuate a restare con noi. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Bentornati, e dopo la giornata di ieri che ha visto protagonista il borgo di Gestori, la storia e i percorsi di Fra Nicola, siamo arrivati oggi al Parco della Giara. Ci sarà un percorso che da Gestori porterà a Genoni, sarà un percorso, sarà un passo lento, un camminiamo in Sardegna che vedrà protagonisti i pellegrini e anche i camminatori. Si stanno riunendo in questo momento e allora non ci resta che farvi vedere con le immagini del nostro Antonio Carta questo percorso sulla Giara di Gestori. Dai anno in anno da chi insinuo, corro di cantare in poesia e santicula che attesti da noi, corro di cantare in poesia e santicula che attesti da noi. E prima della partenza di questo cammino a passo lento qui sulla Giara di Gestori che ci porterà a Genoni, incontriamo Corinne Barbieri della casa editrice Terre di Mezzo. Corinne, un'esperienza in Sardegna con un clima fantastico. Un clima bellissimo, quasi anomalo, però ci ha accolto per queste giornate di esplorazione qua. Oggi siamo alla Giara, per me è la prima volta, quindi una grandissima emozione. E non vediamo l'ora di entrare. Ieri la nostra guida Cinzia ci ha raccontato dell'unicità e della bellezza anche da un punto di vista di biodiversità di questo luogo, quindi siamo molto emozionati. Poi siamo tantissimi, quindi come potete vedere ci sono anche i lama oggi e siamo molto molto felici. E camminare fa bene tecnicamente, umanamente, mentalmente e anche a livello di benessere, ma qui c'è un valore aggiunto, è un cammino spirituale che ci permette di godere di tutto il corollario. Sì, camminare fa sicuramente bene all'anima, fa bene al corpo, fa bene anche ai territori, perché siamo qua anche per raccontare i territori e riattivare quelle che sono le economie del territorio. E poi sì, può avere anche una valenza spirituale, a prescindere dal credo religioso, può essere anche un'occasione per ritrovarsi, per entrare in contatto con quello che è l'ambiente naturalistico attorno a noi, che è sempre unico, e spesso per chi vive in città si perde questa connessione con quello che è la natura, con quello che è il paesaggio. Non fitto tu che lo essendo in terra, con massu posto per su gira di schi, chi gira di sala s'affollata, su chi si fa che ne uno rischi, da chi sa lu che sono lu che scuadas.
la colpa non ti metto vita mia, provigo i diserci. E fra i tanti partecipanti, fra i tanti pellegrini e camminatori, troviamo anche Mauro Contini. Mauro, quanto è importante la cultura, non solo di questi cammini, ma in generale della nostra Sardegna? Beh, io penso sia tanto importante, innanzitutto un plauso al sindaco di Gesturi, all'amministrazione e poi anche noi come regione il sostegno che è stato dato per promuovere questo cammino, che è diciamo un percorso sperimentale che sta iniziando a prendere corpo per valorizzare e fare in modo che possiamo promuovere il nostro territorio, le bellezze naturali e quant'altro. Basta guardare cosa abbiamo intorno, è qualcosa di stupendo e di meraviglioso. Avere questo contatto con la natura e poi con una comunità che chiaramente si apre alla promozione di uno sviluppo turistico che va al di là di quello extra, io lo chiamo extra stagionale, che quindi apre anche altri periodi dell'anno. Quindi ben vengano queste iniziative, è giusto promuoverle, è giusto sostenerle, è giusto parteciparci e fare in modo che tutti conoscano realmente queste che sono le nostre peculiarità. Siamo pronti per la partenza di questo percorso dopo una bella presentazione di ieri, dove c'è stato tutto il camminare lentamente per il borgo, che erano i percorsi in questo caso di Fra Nicola da Gesturi, ma è fondamentale l'inclusione. Gesturi, Genoni, Laconi fa parte di uno dei 15 percorsi che la regione ha fortemente voluto. Certo, è vero questo, e poi ieri ho partecipato. È molto bello, ad esempio abbiamo fatto un giro di tutte queste realtà locali, io penso che sia molto importante, perché oltretutto questo percorso, oltre a avere caratteristiche, oltre a quella della promozione turistica, è un percorso che ha di che spirituale, ha di sportivo, ha un po' di tutto. E ieri anche voi che avete partecipato vi siete resi conto di che cosa ci hanno offerto queste comunità che si sono adoperate per creare il supporto organizzativo all'evento che stiamo vivendo. E con Enza Deiana dell'associazione ASD Ammentos, che l'inclusività di questi cammini ci permette di far sì che siano fruibili per tutti. Sì, il nostro obiettivo è quello di fare inclusione, ma soprattutto di dare un ruolo attivo ai ragazzi. Marco, vuoi dire qualcosa? Va bene così. Noi da anni facciamo passeggiate, trekking, camminate sportive, dove i nostri ragazzi pian piano assumono il ruolo di coadiutori sia dell'AMA che degli asinelli. Speriamo col tempo di dare la professionalità giusta affinché siano veramente parte attiva e possano poi loro condurre gruppi di persone. Allora buon cammino, buon lavoro, ma soprattutto a passo lento. Esatto, a passo lento, così ci gustiamo il panorama. Grazie. Come anticipato, dopo il percorso nel borgo storico di Gesturi di ieri, oggi siamo sulla Giara. La Giara, che è la punta di diamante di questo territorio, ma soprattutto sta partendo il primo percorso, che è quello che ci porterà poi a Genoni e dopodomani a Laconi. Sì, partiamo questa mattina, finalmente abbiamo raggiunto l'altipiano e tutti coloro i quali intraprenderanno questo cammino potranno apprezzare le nostre bellezze naturalistiche, uniche, la fauna, la flora, gli endemismi, i cavallini. Quindi insomma adesso partiamo alla volta di Genoni. Una grande partecipazione, ma soprattutto una grande forza identitaria, le abbiamo detto, ma bisogna ribadirlo, vero signore?
Sì, il richiamo di una comunità unita in questo cammino di fede, di devozione, che si ritrova nel posto più bello, che la identifica, che è appunto la Giara, e questa forza attrattiva, questa forza identitaria è riuscita a coinvolgere tanti pellegrini che arrivano da diverse parti della Sardegna. Insomma, questo credo sia il successo più grande, più bello di questa manifestazione. Fondamentali in tutti quelli che sono gli eventi e le programmazioni dei paesi e soprattutto dei territori è il ruolo della Proloco. Adesso siamo con la presidente della Proloco di Gesturi. Abbiamo visto che già dai giorni precedenti ci ha raccontato che insomma siete stati molto impegnati per questo evento del cammino. Sì, siamo stati impegnati soprattutto per fare collaborare un po' tutte le varie situazioni, le varie istituzioni per poter collegare tutti i vari eventi e far nascere questo cammino pellegrinaggi per la Sardegna e per tutto l'insieme delle cose che si deve dare avanti, anche farci conoscere come Gesturi un po' dappertutto per dar spazio a tutte le attività e tutte le cose che ci possono essere a Gesturi piuttosto che in altri posti. Nei nostri percorsi ci piace ricordare che le Proloco insieme a tutte le associazioni di categoria sono i custodi di un territorio. Allora le chiedo, essere custodi di un paese dove ha dato i Natali a Fra Nicola, ci sono delle sensazioni molto intense. Sì, è stupendo perché avere una persona come Fra Nicola che è nato in mezzo a noi, per noi è grande orgoglio, E speriamo di farci conoscere il più possibile perché abbiamo bisogno anche di far conoscere Fra Nicola anche in altre parti che purtroppo ancora questo non si conosce. E vogliamo anche infatti dare questo orgoglio, condividerlo con tutto il resto della Sardegna e anche a livello nazionale, speriamo. Maurizio Porco dell'Osservatorio del Turismo, Regione Sardegna. Dottor Porco, ma quanto è fondamentale l'intensità di questi eventi e gestirli per la stagione Spalla? Allora, è molto importante anche perché stiamo cercando con la Regione Sardegna di riuscire a coprire un periodo in cui il turismo viene trascinato da altre località. Ricordiamo che la Sardegna comunque è una meta anche per il periodo invernale e quindi questi percorsi servono per incentivare naturalmente le utenze e il turista in questo periodo di spalla tra l'estate che sta terminando, ma con le giornate che sta facendo siamo ancora in piena estate, e il periodo invernale. Il percorso che stiamo effettuando, quello da Gesturi, passando per Genoni e arrivare a Laconi, si incastra nei 15 percorsi su tutta l'isola che in questo momento stanno avvenendo contemporaneamente. Esatto, sì, sono in contemporanea tutti i percorsi, più difficili alcuni e molto più tranquilli, naturalmente a passo d'uomo, perché comunque stiamo parlando di non attività fatte da trekking professionisti ma da tutti, quindi dal classico turista che vuole spingersi a fare un'esperienza diversa nei percorsi della Sardegna. Quanto è impegnativo fare un percorso del genere, ma per un pellegrino c'è la bellezza della fede e anche della natura? Sì, parecchio. Allora, è impegnativo, però la stanchezza non si sente per niente. Innanzitutto si sta con delle persone che sono comunque delle belle persone, perché quando si propongono certi obiettivi si è per forza belli. E poi c'è la meraviglia di questa natura che ci circonda, che è qualcosa di entusiasmante. Io personalmente amo molto la natura e quindi vivere tutto questo non può che dare gioia, dare gioia.
È la prima volta che fa questo percorso o un percorso del genere? Qua sì, altri no, non è la prima volta, ne ho fatti diversi. Io come consuetudine amo camminare, quindi ogni giorno circa 10-12 km li faccio. Quindi quando capitano determinate occasioni come questa si devono prendere subito, si coglie l'occasione al volo. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E dopo la partenza dal Gesturi sulla Giara, il versante di Gesturi, ci troviamo nel versante di Genoni. Siamo arrivati dopo circa 9 km di percorso e incontriamo Fabrizio Porco, il vice sindaco di Gesturi. Una bella passeggiata, noi camminiamo in Sardegna. Una bella passeggiata, siamo arrivati alla prima tappa del percorso, il secondo giorno del progetto Noi camminiamo in Sardegna. Adesso siamo nel versante di Genoni e a breve faremo la discesa per arrivare al paese di Genoni per vedere gli altri siti che ci proporranno i nostri amici di Genoni. L'identità è fondamentale, questo cammino ringraziamo la Regione per aver intrapreso cioè per aver portato questo progetto, per averci proposto questo progetto. Andremo, la fine finirà nel paese di Sant'Ignazio, nel paese natale di Sant'Ignazio, quindi a Laconi. Porco, ricordiamo che questo è anche uno dei 15 percorsi che si stanno effettuando in queste giornate in tutta la Sardegna, quindi fondamentale anche le connessioni che poi si verranno a creare dopo questi percorsi.
Noi cercheremo di fare rete, cercheremo di vedere anche gli altri percorsi e di promuovere anche gli altri percorsi, sperando che questo progetto vada avanti e che possa dare un po' di visibilità a questi territori che la maggior parte sono dell'entroterra come il nostro. In questi primi giorni di ottobre in Sardegna stiamo seguendo i percorsi, quelli suggestivi, Noi camminiamo in Sardegna, i percorsi dei santi, i percorsi religiosi, ma ci sono anche i percorsi delle 100 torri e qui stasera a Laconi si stanno riunendo tutti i gruppi, tutti i devoti, tutti i camminatori, ma soprattutto tutti quelli che prendono a carico la nostra Sardegna. Certo, oggi abbiamo portato qua a Laconi da Villa Simius fino ad Arbatax, più di 120 km in compagnia anche di Marco, è stato un fedele compagno e pellegrino lungo il percorso. È stato bellissimo, davvero incredibile, bellissimo. Un assaggio per il momento, tornerò, sappilo, ed è una minaccia questa. Per concludere almeno il cammino delle 100 torri di cui ho avuto davvero un assaggio, bellissimo. 100 torri costiere che racchiudono un po', che dovevano e ancora oggi custodiscono l'isola, la Sardegna, ma che sono una forte identità. Sono soprattutto delle sentinelle, quindi lungo il percorso ci accompagnano lungo tutto il cammino, ma a scoprire luoghi che con Marco abbiamo scoperto molto belli, bellissimi anzi. Marco, come catapultarsi? Dai tuoi occhi vediamo la gioia e la felicità. Com'è stato fare questi giorni in un ottobre che a livello... È ottobre. Esatto, è ottobre, ok. Ben benissimo, no, perché non me ne ero accorto, sembrava un agosto bello intenso anche proprio. È stato bellissimo, davvero molto bello, breve, per il momento breve, ma davvero molto intenso. Ho avuto la possibilità appunto di assaporare, camminandoci si può godere metro per metro il territorio, le persone le incontri con molta più facilità, ci si incontra in modo più profondo, quindi tutto questo è una bellissima sintesi di quello che potrà essere. E allora noi continuiamo a camminare in Sardegna a passo lento ma con tante belle emozioni e con tanti bei sorrisi. Conferenza stampa della conclusione della settimana Noi camminiamo in Sardegna, una seconda edizione straordinaria con numeri importanti e soprattutto con il progetto della Regione che va a un buon fine perché le connessioni sono state tantissime. Sì, questo è un momento estremamente importante, interessante, dove potremo fare un punto sul progetto, un progetto abbastanza complesso ma carico di significati. Oggi avremo modo di incontrare tutti coloro che hanno camminato in questi giorni, dove la narrazione di ciascuno di loro sarà per noi un suggerimento, una verifica, un riscontro dopo tanti anni di lavoro. Un progetto importante perché dietro lo slogan Noi camminiamo in Sardegna, dietro questo invito a venire a camminare in Sardegna c'è un progetto che ha una strategia importante, quello di definire una offerta unitaria, strutturata, in maniera tale che la Sardegna possa diventare davvero terra del turismo lento, terra di cammini tutto l'anno. Un altro ruolo importante in eventi come questi sono i prodotti autoctoni, i prodotti della nostra isola, della Sardegna, e chi meglio di Insula ci può descrivere questa connessione? Sì, diciamo che è proprio all'interno del piano strategico tracciato dall'assessorato al turismo, artigianato e commercio della Regione Sardegna insieme al nostro ente, al CIPNES, quello di promuovere appunto questi percorsi esperienziali in giro per la Sardegna alla scoperta di tematismi che vadano al di là, diciamo, del ben noto prodotto balneare. Quindi il piano strategico all'interno del programma Insula Sardegna Quality World era quello proprio di raccontare la Sardegna attraverso i sentieri
del turismo enogastronomico, i sentieri del turismo enogastronomico e archeologico, le esperienze enologiche e poi chiaramente la giornata di oggi è dedicata al tematismo del turismo lento e dei cammini, quindi scoprire territori vuol dire scoprire i cibi di quel territorio, i vini di quel territorio, è un modo quindi per creare uno storytelling diciamo affascinante che parla di Sardegna in un modo diverso, quindi al di là del mare. Fra le tante connessioni di questo evento Noi camminiamo in Sardegna non poteva non essere presente i borghi autentici d'Italia e ritroviamo qui la presidente Rosanna Mazzia, una conferenza di conclusione su un percorso straordinario. Bellissima iniziativa questa di Regione Sardegna che si protrae da tempo e che ancora quest'oggi segna un'ulteriore tappa di approfondimento e di scambio reciproco di questa esperienza, un'esperienza che è fondamentale per noi di Borghi Autentici, che crediamo nell'outdoor, che crediamo che questo tipo di sviluppo sia quello compatibile con la dimensione dei borghi e con la possibilità di dare a questi borghi una nuova prospettiva di sviluppo. Io rappresento il GIST, appunto, che è il gruppo italiano stampa turistica. Siamo circa 300 giornalisti che in tutta Italia si occupano di turismo nelle varie redazioni, l'online, la carta stampata, le radio, le TV. Siamo partner di questo bellissimo progetto della Regione Sardegna e quindi abbiamo partecipato sia per fare i cammini, quindi per sperimentarli e provarli e per poi ovviamente parlarne, ma nei prossimi anche 2 anni come progetto complessivo per cercare di comunicare il più possibile e divulgare l'importanza del turismo lento che i cammini rappresentano molto bene. Si tratta di un turismo che scopre i territori, che è un turismo esperienziale e rigenerativo e che anche sostiene l'economia locale, quindi molto importante per le regioni e per staccarsi anche un po' da quello che è il turismo di massa. La moderatrice di questa conferenza conclusiva della seconda edizione di Noi camminiamo in Sardegna, possiamo dire che è una sarda d'adozione, Donatella Bianchi, benvenuta. Grazie, è così. Questi percorsi straordinari che sono avvenuti in questa settimana nell'interno dell'isola, tu sei più esperta del mare sicuramente, ma so che la Sardegna ti piace tutta come il resto d'Italia e soprattutto questi percorsi che sono alternativi. Io credo non ci sia soluzione di continuità tra la terra e il mare, per cui ogni percorso ci porta verso il cuore della Sardegna ma anche verso il mare, e questa è una regione meravigliosa per questo, perché ci offre la possibilità davvero di andare a ritrovare luoghi, situazioni, storie che sono rimaste integre nonostante il tempo, nonostante l'accelerazione anche dei processi tecnologici, se vogliamo. Quindi questo è veramente un mondo a sé e io sono felicissima oggi di essere qui, soprattutto per incontrare i camminatori che sono poi i veri protagonisti di questa esperienza, che credo sarà molto importante per il rilancio della regione in termini anche di soluzione alle grandi sfide epocali. Sarà utile contro lo spopolamento, sarà utile dal punto di vista della sostenibilità, per la riscoperta del turismo lento, per la destagionalizzazione, per la riduzione della pressione sulla fascia costiera, per portare invece sempre più persone verso l'interno. Il trekking è diventato sicuramente una forma di esplorazione, di turismo molto apprezzata in tutto il mondo. Mi permetto di dire come il tuo lavoro di andare sul campo e toccare con mano quelli che sono gli aspetti logistici ma anche identitari, molti colleghi giornalisti hanno fatto questi cammini dall'inizio alla fine, con qualche dolorino, però con una grande forza d'animo, sì, quindi diventa proprio loro, per questo mi stimola e mi è piaciuta molto questa idea, ecco, di essere qui oggi nel cuore della Sardegna, proprio per sentire loro che sono stati i veri protagonisti. Io da sempre cerco di fare per chi mi segue da casa tutte le esperienze che racconto, perché è il modo migliore, credo, per riuscire a trasferire le emozioni. Ecco, questo momento esperienziale, questa opportunità che è stata data a tanti colleghi, io credo che verrà poi trasferita e avrà anche un effetto di moltiplicazione, no? in tutto il mondo, grazie ai loro reportage e ai loro racconti. Prima di lasciarti al tuo lavoro di moderatrice per raccogliere tutte queste emozioni che ci sono state questa settimana, il claim era a passo lento e tu ci hai insegnato anche con le tue trasmissioni che bisogna prendersi i tempi della natura.
Sì, bisogna andare per mare a vela per esempio, no? Cercando il vento, ma anche accontentarsi di andare lentamente, di fermarsi a respirare il profumo del mare, e così andare a passo lento ci consente di riscoprire pietra dopo pietra la storia di questa regione davvero che ha ancora un valore ancestrale importante, è l'unico modo per farlo. Per questa conferenza conclusiva della settimana Noi camminiamo in Sardegna è stata scelta l'Aconi, e non a caso. L'Aconi ha racchiuso quelli che sono i percorsi, quelle che sono le identità di tutti e 15 gli itinerari che hanno visto una grande partecipazione di camminatori, fedeli e pellegrini. Sindaco, l'Aconi ha risposto alla grande a questo percorso. Grazie per le belle parole, siamo soddisfatti di questo risultato. Certamente eravamo molto ambiziosi all'inizio nel proporre questo tipo di soluzione, però oggi a cose fatte ce l'abbiamo fatta, e questo è un segnale anche da un punto di vista sociale, secondo me molto importante. Quando la comunità si stringe raggiunge obiettivi impensabili. In Sardegna una delle caratteristiche principali è l'ospitalità, la condivisione e l'identità, e l'Aconi ha risposto molto bene, la cittadinanza ha risposto molto bene. Sì, tutti abbiamo lavorato per questo risultato, perché l'Aconi è un paese ospitale, l'abbiamo dimostrato tante volte anche se non con questi numeri. Essere riusciti a fornire un'ospitalità adeguata anche con questi numeri ci riempie di orgoglio e di soddisfazione, e anche in prospettiva ci dà un po' di ottimismo per le prospettive future. Se per un evento sono importanti gli itinerari, sono importanti i partecipanti, è altrettanto fondamentale la logistica, e l'associazione Terre di Mezzo è quella che si occupa di curare tutti gli aspetti da questo punto di vista, e siamo qui con la direttrice editoriale. Una seconda edizione che è andata oltre le aspettative, ma si poteva immaginare visto il successo dell'anno scorso. In termini di partecipazione assolutamente, di entusiasmo anche, davvero molto bello, quindi l'idea che la Sardegna possa essere tutta una terra attraversata da cammini, e quindi anche da camminatori che vengono, ne ho incontrati io sul percorso di Santa Barbara lunedì questa settimana, 7 donne che venivano a camminare qua dal Trentino, quindi l'idea si sta affermando, è un'idea che ha certamente un futuro, vanno costruite gli immaginari e appunto anche la logistica. Come abbiamo avuto il piacere di scoprire tanti colleghi giornalisti che hanno fatto il percorso dall'inizio alla fine, con qualche dolorino però con una grande gioia nell'anima, abbiamo visto il vostro staff veramente con un'operatività straordinaria, e quella è anche come si è arrivati a questo tipo di lavoro, perché voi vi occupate di tante situazioni a livello nazionale. Terre di Mezzo è la casa editrice leader per quanto riguarda le guide e la guidistica nel settore dei cammini in Italia. Ormai abbiamo cartografato più di 10.000 chilometri di sentieri in cui è possibile camminare, dalla via Francigena al cammino di San Benedetto al cammino dei Cappuccini che pubblicheremo tra poco, quindi sono cammini già fruibili, già camminati, e noi ci teniamo che chi cammina l'esperienza vera è l'esperienza dell'incontro, della relazione, si cammina per tante ore fianco a fianco, e quindi c'era ognuno di noi su ogni itinerario ha accompagnato e credo facilitato le relazioni anche con i territori. In conclusione di questa seconda edizione, non l'augurio, qual è l'obiettivo? Visto il luogo mi verrebbe da dire abbiate fede e quindi c'è molto da fare, ma il patrimonio che c'è sui territori, lo dico perché ho l'esperienza appunto di questi 10.000 chilometri in giro per l'Italia, il valore che c'è qui è di grande prospettiva, quindi non so quanto ci vorrà. Potrebbe essere un tempo molto breve o un tempo un po' più lungo, questo dipenderà da tutti coloro che sono attori dei cammini. L'accoglienza di Laconi oggi è un'accoglienza incredibile, straordinaria, avete messo su un albergo diffuso in poche settimane, coinvolgendo la gente, spiegando, credendoci, avendo fede, quindi coraggio, avanti e buon cammino. Questi percorsi di Noi camminiamo in Sardegna hanno visto protagonisti i pellegrini, i fedeli e soprattutto i camminatori. Il camminare fa parte del linguaggio ecclesiastico. Certo, già nella Bibbia, no, ci sono figure in cui il pellegrinaggio
è tipico sia del popolo di Israele, ma comunque dell'esperienza oggi cristiana. Indubbiamente i grandi cammini europei sono cammini religiosi, ci ricordiamo di Santiago, il camminare però è una caratteristica umana, tutti andiamo verso una meta. In questi giorni abbiamo partecipato anche noi in particolare al cammino di Gesturi, Genoni, Laconi, e abbiamo visto una partecipazione a 360 gradi che però è scaturita sempre in uno stato d'animo molto sereno, molto tranquillo. L'ambiente indubbiamente ci aiuta, la bellezza della nostra Sardegna su questo ci mette al sicuro e ci fa vivere indubbiamente l'esperienza del cammino come un'esperienza aperta, liberante, fatta anche certamente del lato religioso, ma fatta anche della compagnia. I percorsi dei santi, i percorsi di Beato Fra Nicola da Gesturi e di Sant'Ignazio qui a Laconi hanno fatto sì che ci fosse una fusione fra chi è devoto sempre e chi si affaccia o si avvicina a questo tipo di... Sono due figure che fanno parte del nostro territorio di fatto, no? E sono due persone che seguendo così il Vangelo hanno raggiunto una meta, per cui sono per tutti noi certamente un riferimento. Assessore, conclusione di questa giornata di lavori, la seconda edizione di Noi Camminiamo in Sardegna, è emersa una forte unione. Un grande risultato. Questo progetto Noi Camminiamo in Sardegna ha ottenuto un successo senza precedenti. Riuscire a mettere insieme tanti sindaci che lavorano per la valorizzazione non del proprio territorio ma dei territori. Questo è il risultato, questa apertura culturale, apertura mentale che ci può far solo contenti tutti, in quanto valorizzare i territori vuol dire anche cercare di portare economia e grazie al turismo religioso. Quindi promozione, ci vendiamo e ci promozioniamo una destinazione come la Sardegna, questa bellissima isola, con un'offerta turistica diversa. Il cammino lento, il cammino spirituale è un'opportunità, così come è emerso in questo incontro da tanti interventi, ma soprattutto uno degli interventi che mi è piaciuto di più è del vice sindaco e del sindaco di Laconi, che è il paese ospitante di questa manifestazione, dove stanno facendo una grande riflessione sulla potenzialità, convertendo delle case che sono non dismesse ma in uso per altri settori, altre situazioni, vorrebbero fare un albergo diffuso. Questo mi è piaciuto, quindi vuol dire che hanno capito la potenzialità dell'offerta turistica e soprattutto la potenzialità che con questa offerta turistica si possono creare economie e posti di lavoro per l'interno e soprattutto un paese e un comune come Laconi. In sintesi, in tutti questi anni possiamo dire il percorso è stato di posizionare tutti i tipi di turismo in un unico cappello, quello istituzionale della Sardegna del mito, e oggi la Sardegna sta scalando le classifiche perché l'internazionalità ci sta riconoscendo questi valori. Sì, assolutamente sì, 2 riviste di fama internazionale, di fama mondiale. Sia una ci riconosce come la miglior destinazione, la prima destinazione per il 2024 che è Forbes, quindi il mercato americano che deciderà di venire qui in Sardegna come prima destinazione, e l'altra che ci identifica tra le 5 isole in Europa, la prima destinazione, la più bella per ora è la Sardegna. Insomma, abbiamo scalato 3 posizioni, la Sicilia è quinta, ci fa onore che delle riviste a carattere internazionale parlino di noi. Come ho detto in altre occasioni, vuol dire che la promozione che stiamo facendo sta funzionando, vuol dire che il grande lavoro degli operatori turistici, nonostante le difficoltà, sta funzionando. Guardiamo in prospettiva e con ottimismo guardiamo avanti, miglioriamo, ahimè, alcune criticità che ha la Sardegna storiche, però dobbiamo migliorarle, dobbiamo superare questi momenti con un lavoro d'insieme. Fare il sistema è questo, e questa scommessa posso dire che la stiamo vincendo. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione, l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. La scorsa settimana si è chiusa con una nuova conferenza di Renato Solu che ha debuttato giovedì a Cagliari nella sala convegni di Intesa San Paolo per poi continuare il suo percorso elettorale a Sassari nell'anfiteatro di via Santa Caterina e confermare quanto abbiamo anticipato 2 mesi fa. Il fondatore e presidente di Tiscali si candida anche con una propria lista autonoma. Decisivo il vertice di venerdì mattina nella sede storica del PD in via Emilia, dove i rappresentanti della coalizione di centrosinistra hanno confermato che il diktat capitolino è indigeribile per democratici, progressisti e autonomisti e che la richiesta di Solu di procedere alle primarie doveva ritenersi bocciata all'unanimità. Nel frattempo, entro questa settimana è annunciato il vertice che avrà per protagonisti la Premier Meloni con Tajani e Salvini, dopo che giovedì scorso si erano messe le basi per la scelta del candidato governatore della coalizione di centrodestra. Una scelta che appare in favore di Paolo Truzzu, indicato da Fratelli d'Italia, attuale partito leader della maggioranza in Parlamento, che dovrà essere ratificata nei prossimi giorni. Ma sono ancora in corsa i 3 azzurri: Pietro Pittalis, deputato da 2 legislature ed ex assessore regionale alla programmazione, Settimo Nizzi, ex deputato e primo cittadino di Olbia, e Alessandra Zedda, ex assessora regionale all'industria, alla programmazione e al lavoro e vicepresidentessa dimissionaria dell'esecutivo Solinas, con la possibilità per quest'ultima di guadagnare in alternativa la candidatura al ruolo di sindaco di Cagliari. Ma attenzione, Cristian Solinas ed i sardisti che gli sono ancora vicini, come l'assessore dei trasporti Antonio Moro, non ne vogliono sapere di uscire di scena, come hanno ribadito ai nostri microfoni dopo la conferenza stampa di sabato mattina e in vista dell'appuntamento dei 4 Mori in fiera in calendario per questo fine settimana. Il grande rischio per la coalizione di centrodestra è che i sardisti, il 28 ottobre, in occasione del Consiglio nazionale del partito, travolti dalla delusione, possano assumere la decisione di avviare un percorso in autonomia in vista della chiamata alle urne di febbraio, così come annunciato sabato sera a Sassari da Renato Solu sul versante opposto. Comandini e soci devono riflettere sulle parole dell'ex governatore.
Renato Soru, dopo 15 anni, è pronto a riscendere in campo per riprendere il posto come presidente della regione. La decisione di ricandidarsi non è nata in un momento specifico, ma è stata dettata dalla situazione, peggiorata di anno in anno nell'isola. Il tour elettorale di Soru ha fatto tappa a Sassari in piazza Santa Caterina, un incontro pubblico per parlare di un'idea di Sardegna del futuro. Non c'è stato un momento in cui ho deciso di ricandidarmi. È stato un crescendo. La condizione della Sardegna si è vista così peggiorare di anno in anno e questi ultimi anni poi in maniera veramente non più accettabile. Lo vediamo nelle cose di tutti i giorni, no? Mancano i medici nei paesi, è persino difficile farsi fare una prescrizione medica, quasi impossibile ottenere in tempi certi, in tempi brevi, la possibilità di fare un esame diagnostico. Insomma, la vita di tutti i giorni, la vita dei ragazzi nelle scuole, questo anno appena iniziato con un nuovo dimensionamento scolastico, con scuole che chiudono, le statistiche sulla qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento dei ragazzi a scuola che lasciano prevedere un futuro difficilissimo, quello che abbiamo visto in tema di trasporti, ogni questione che viene affrontata ci lascia per certi versi sgomenti. Io credo che sia una responsabilità di ogni cittadino, di tutti, ognuno per quello che può di mettersi in gioco, di fare la sua parte per cercare di capovolgere questa situazione e di ripartire. Proseguirà da solo? Io credo che agli elettori sardi, agli elettori del centro-sinistra in questo momento interessi poco, primarie sì, primarie no, questa discussione diciamo tutta interna al personale politico che appassiona poche persone, in realtà i sardi siano stanchi, insomma, e quindi io cerco di mettere le cose per quello che sono. Io ho iniziato un cammino, sono in giro per le città della Sardegna, proseguirò, giovedì sono stato a Cagliari, oggi sono qui, nella prossima settimana sarò certamente a Nuoro, probabilmente in un'altra città della Sardegna, per parlare di una visione per la Sardegna e parlare di un'idea di Sardegna del futuro, come uscire dal bisogno, come uscire dalla difficoltà di oggi, dal ritardo di sviluppo e approfittare di questi cambiamenti che il mondo di oggi ci sta portando, la maggior considerazione dell'ambiente, la transizione verde come ci suggerisce l'Europa, l'opportunità di utilizzare le tecnologie per essere più efficienti, più competitivi, avere un'amministrazione più trasparente e più vicina alla gente, la transizione digitale. Utilizzare meglio i fondi europei in maniera più coerente rispetto a quelle che sono le grandi linee guida che l'Unione Europea si è data, appunto un'Europa più verde, più intelligente, più inclusiva, più coesa. La possibilità di migliorare, svecchiare questa macchina regionale in modo che questa quantità straordinaria, del tutto straordinaria di fondi europei e nazionali che dovranno essere spesi nei prossimi 4 anni possano essere spesi in maniera intanto velocemente, in maniera efficiente e possono essere spesi in modo da ridisegnare, da riconsegnarci una Sardegna diversa. Ormai i tempi sono brevissimi, no? Quindi si tratta di una questione breve che deve essere decisa a brevissimo. Mi sembra un po' il Palio di Siena, no? Una corsa forsennata, dura pochissimo e dagli esiti molto incerti. Quindi dire oggi come va a finire il Palio è assolutamente impossibile. Io confido che possa vincere la ragionevolezza, il buonsenso e anche la chiarezza della propria proposta. La mia proposta è che le decisioni importanti non possono essere prese da un piccolo gruppo che si rintana in una stanza chiudendosi a quello che accade fuori. Io credo che decisioni importanti come questa ormai devono appartenere, devono chiamare in causa
la vasta quantità, la vasta gente degli elettori che guardano al centro-sinistra e non solo. Bisogna parlare non delle modalità, bisogna parlare di qual è la proposta, per fare che cosa, qual è l'attenzione al presente e qual è la visione del futuro. È questo che cerco di fare, cerco di proporlo naturalmente alla coalizione del centro-sinistra, con cui ho sempre lavorato e a cui ho sempre partecipato, cerco di proporlo anche a un campo più largo, perché c'è bisogno della forza, della passione, dell'intelligenza di tutti quanti, di un campo più largo, sia verso il centro e sia verso i 5 Stelle. E anche oggi siamo in chiusura di trasmissione, una puntata molto particolare che è partita dal Festival della Planargia, poi ci siamo occupati della nomina a professore emerito di Gavino Fa, uno dei padri della medicina sarda, e poi abbiamo fatto questo lungo viaggio da Gesturi a Laconi, noi in cammino in Sardegna. E adesso concludiamo con la pagina dell'economia, che questa settimana è dedicata all'ultimo report dell'ufficio studi della CNA, la Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese del settore artigiano, e in questo caso si parla di export. A dare una prima occhiata ci sono numeri da brividi, perché il riferimento è al primo semestre di quest'anno e ci parla di un meno 24%. Poi andiamo avanti nella lettura e ci accorgiamo che il calo è molto minore, perché questo dato del meno 24% è fortemente influenzato dal crollo della vendita dei prodotti petroliferi all'export. Porco. Sì, come lei ricordava, la contrazione in termini di valore dei nostri prodotti rispetto al primo semestre del 2022 è nell'ordine del meno 24%, quindi esportiamo 1 miliardo in meno. Ovviamente gran parte di questa contrazione è addebitabile ai prodotti petroliferi, che come è noto valgono oltre l'80%. Ma anche al netto dei prodotti petroliferi, quindi se li escludiamo, abbiamo una contrazione del 6,3%. Quindi è un dato ovviamente che preoccupa rispetto a una prospettiva che, come sappiamo, da un punto di vista della congiuntura internazionale propone degli grossi elementi di preoccupazione. Poi vi sono anche degli elementi, diciamo, di positività che rileviamo nel rapporto, che vanno colti e che ovviamente ci inducono anche a un cauto ottimismo. E li cogliamo subito, parliamo della forte crescita dei beni manifatturieri. Di che cosa parliamo? Ma se togliamo le produzioni che fanno riferimento al petrolchimico, al petrolio, per quanto riguarda la manifattura, esclusa quella parte della, diciamo, metallurgia, noi abbiamo una crescita dell'esportato nell'ordine del 10,4%. Gran parte ovviamente di questa fetta riguarda l'agroalimentare, che cresce di oltre il 18%, e dentro l'agroalimentare i nostri prodotti di punta, il segmento, diciamo, che ottiene la migliore performance ma che è in assoluto quello più forte, che si consolida, sono i prodotti lattiero-caseari. Più 31%. La produzione cresce del 31%, anche qui grazie alla performance del pecorino romano, che, come richiamiamo nel rapporto, tocca a livello di prezzi il massimo storico, 15 euro a chilogrammo. In soli 24 mesi, dal 2021 al 2023, si è passati dal 9 euro a 15 euro. Abbiamo 6 euro in più, e questo ovviamente produce l'effetto di cui parlavamo, anche se, come nota critica, per quanto riguarda il pecorino romano, abbiamo una contrazione del 5,4% delle quantità esportate. Come rileviamo nel rapporto, dobbiamo ovviamente stare attenti a non perdere quote di
mercato. L'altro aspetto positivo che segnaliamo e sulla quale bisognerà ovviamente lavorare, fare una riflessione, riguarda che per la prima volta ci sono segnali seri di consolidamento di un processo che prova a individuare ulteriori mercati di sbocco e quindi una diversificazione delle nostre produzioni. Mi dia una spiegazione di questo più 443% di esportazioni nel Regno Unito. Ecco, lì abbiamo questo dato che riguarda il Regno Unito, ma soprattutto abbiamo una diversificazione negli altri mercati, perché prima di questo semestre il 40% delle nostre esportazioni era concentrato in 4 paesi. Stati Uniti, Germania, Francia e Spagna. Questa percentuale nel semestre di cui parliamo scende al 34% in virtù del fatto che crescono le esportazioni in paesi extraeuropei, li segnaliamo, sono per esempio l'India, parliamo di crescita del Brasile molto forte, e la Turchia, sono paesi su cui ovviamente bisognerà guardare per rafforzare le nostre produzioni e ovviamente evitare di perdere quote di mercato, perché la prospettiva ci consegna una congiuntura, ci segnala una congiuntura molto preoccupante, l'aumento dei prezzi, una domanda che è molto volatile e poi noi abbiamo l'handicap storico ovviamente dell'energia e dei costi per quanto riguarda ovviamente il trasporto. Da qui la necessità di rendere più performanti, di migliorare la competitività delle nostre produzioni se non vogliamo perdere quote di mercato. Questa è la sfida ovviamente dei prossimi mesi e dei prossimi anni. In rapida successione ancora 2 curiosità. Il crollo delle esportazioni in Spagna, meno 50%, Germania, meno 25%. Come mai? Ma intanto la Germania sappiamo essere, come dire, un paese tutto sommato che attraversa una fase molto complicata e quindi di restrizione e quindi di decrescita dell'economia. E per quanto riguarda ovviamente anche la Spagna, qui segnaliamo le difficoltà in alcuni ambiti e in alcuni reparti per quanto riguarda la metallurgia ed altri. Ovviamente sono segnali che sono riferiti a un semestre e hanno bisogno per essere, come dire, valutati e per fornire un'indicazione di tendenza che si consolidano anche nei prossimi mesi. Un'altra annotazione, ed è l'ultima che facciamo, riguarda il meno 7,2% nell'esportazione dei vini. Sì, qui l'esportazione dei vini a seguito di un settore che sta diventando fortemente competitivo. Quella che un po' viene chiamata un po' la guerra dei vini, abbiamo molti paesi che un tempo non apparivano nella classifica dei maggiori, diciamo, produttori, abbiamo una competizione che a livello mondiale tende a diventare sempre più agguerrita e questo ovviamente pone problemi alle nostre produzioni che però dobbiamo ricordare negli ultimi 15 anni hanno fatto davvero un salto di qualità significativo e oggi questo salto di qualità va consolidato ovviamente con ulteriori sbocchi e l'individuazione di altri mercati oltre che col consolidamento di quelli che sono i nostri mercati tradizionali. Voltiamo pagina, parliamo del mercato delle costruzioni, bloccato al 90% il super bonus. 2 settimane fa è stato varato il piano casa della Regione Sardegna. Beh, qui siamo in una situazione ovviamente complicata, sapevamo tutti che il super bonus, gli effetti del super bonus sarebbero andati, come dire, a scemare, non con questi effetti, non con questa condizione quasi di blocco. Segnaliamo che ci sono circa 20.000 condomini, lavori in 20.000 condomini che rischiano di bloccarsi e questo ovviamente deve essere un problema che va risolto perché il rischio è che centinaia di imprese, ma poi ovviamente anche migliaia di famiglie si trovano nella condizione di poter realizzare i lavori.
Siamo di fronte a una sorta di decalage, questi effetti sapevamo che non potevano continuare con il livello di intensità che abbiamo avuto nel biennio precedente e la scommessa è utilizzare bene i soldi, e purtroppo non lo stiamo facendo, del PNRR per poter compensare il venimento del contributo eccezionale che ha offerto il super bonus. Purtroppo abbiamo una legislatura che si avvia in maniera deludente alla conclusione. Ci auguriamo che in questa fase di costruzione della finanziaria il governo regionale predisponga tutti gli atti amministrativi che sono utili e sono necessari per poter spendere le risorse. Ricordo e chiudo la segnalazione che ha fatto la Corte dei Conti nella parifica del bilancio regionale. C'è una critica neppure tanto velata di un organo indipendente terzo come la Corte dei Conti, che dice che la Regione programma male e ancora di più spende male. Al 31 dicembre 2022 il fondo cassa, le risorse disponibili, ammontavano a 2,9 miliardi e la Corte ci dice che persino i soldi che lo Stato ci ha concesso nel 2021, 65 milioni, nel 2022 ulteriori 100 milioni, questi soldi non solo non sono stati spesi, ma ancora non sono state, come dire, date le indicazioni e costruite le indicazioni di spesa. Rilevo per ultimo che per esempio i 70 milioni di euro disponibili, licenziati dalla finanziaria ultima a febbraio e che riguardano l'energia, quindi a famiglie e imprese, di questo non si è fatto nulla e Dio sa quanto davvero c'è bisogno di fronte ai rincari energetici, ovviamente di strumenti di supporto al sistema produttivo e ovviamente anche alle famiglie. E a proposito di strumenti di supporto, la vostra legge di riferimento, quella che dà la possibilità a chi è artigiano di avere un aiuto in buona parte anche a fondo perduto, si è bloccata, si è arenata. Beh, più che arenata, la legge 949 nell'ultimo bando ha utilizzato tutte le risorse disponibili, stiamo valutando e si sta valutando qual è ovviamente la parte che non ha copertura finanziaria. Ci auguriamo che con la prossima finanziaria si trovi copertura e ovviamente confidiamo nel fatto che con la Regione si riesca in questi mesi a riconfigurare un quadro di riferimento che consenta alla legge 949 di poter in maniera strutturale proseguire a offrire il suo supporto, che è stato straordinariamente efficace nel biennio scorso, anche per quanto riguarda l'annualità prossima avventura e tutto l'anno 2024. Grazie davvero Francesco Porcu, siamo arrivati in chiusura di trasmissione. La nostra troupe si sposterà nei prossimi giorni a Milano, parleremo in questo caso di vini, enologia di alta qualità con la Sardegna protagonista, ma ne parleremo tra 7 giorni. Grazie Porcu. Grazie a voi, buon lavoro. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.